Mentre la tassa di sbarco per i turisti giornalieri a Venezia va verso l'approvazione insieme alla manovra finanziaria, dalla Laguna arriva il monito del governatore Luca Zaia. Non diventi un sistema per discriminare i turisti in base al reddito. Già a me il termine tassa mi fa venire l'urticaria, però, è bene dire una cosa, bisogna vedere quale sarà la mole di questa tassa, no? Perché se sono 50 centesimi, un euro è una roba, se sono 20-30 euro vuol dire che Venezia la visiteranno solo i ricchi. L'unica mia preoccupazione è che i ragazzi, i giovani, i disoccupati, i precari, tutte le persone che non hanno denaro a sufficienza da spendere in bagordi possano comunque avere accesso alla città. Per il resto, concede il governatore, comprendo le ragioni che hanno portato all'approvazione di questo provvedimento, ma non va dimenticato che patrimonio dell'umanità significa di tutti e non solo di chi si trova in una situazione economica di vantaggio. La città è un museo, è giusto che sia rispettato, è giusto che si paghi un obolo perché comunque c'è un tema di pulizia, c'è un tema di ordine, di decoro e sono assolutamente in linea col sindaco con questo. Spero vivamente che però l'accesso con questa tassa sia una tassa molto accessibile a tutti, perché se finisce che uno deve risparmiare un anno per riuscire a visitare Venezia un'ora, allora vuol dire che non funziona più.